fidanzata e lo studio, i panni sporchi si lavano in casa, certo, però se una persona mi infama dicendo cazzate, io le dico qua, perché sono anni. E vengo a dire per i follower, ragazzi belli, voi state seguendo delle persone, ok, che oltre a essere delle persone violente, bipolari, persone che non sono un cazzo di nessuno, che se stanno là sopra e guadagnano 10.000 euro al mese è grazie alla sottoscritta. Cioè forse questo non vi è chiaro, non vi è chiara questa cosa, quindi che lui venga a dire vogliono fare follower e altre persone dicono per fare follower, sono le prime che stanno qua sopra grazie a me, grazie alla sottoscritta, che mi dovrebbero baciare il culo veramente. Fanno tutto il giorno, lavorano con sponsorizzazioni grazie a me, fanno le pubblicità grazie a me, li conoscete, li seguite grazie a me, ma questo è un altro punto, perché a me non mi interessa, io parlo per quello che hanno detto loro, che io per fare follower, io se volevo fare follower pubblicavo tutto quello che ho nel telefono che mi ha spaccato, che forse ha pensato che io avessi perso, ha pensato male però. Allora ragazzi, voi dovete diffidare dalle persone che sorridono e scherzano, che io non so se voi vi ricordate quando mi ha rotto il naso, tutti a giudicarmi, e lui che faceva mentre io ero all'ospedale? Che faceva lui? Le storie sorridendo e scherzando, mettendo beviamoci su, ragazzi ma stiamo scherzando? Quindi questa persona va bene, è stata denunciata, quindi a me adesso non mi interessa più niente, se mi uccide almeno... Figlio, ci stanno le persone intorno a noi che sanno la verità. Già, fa piacere, per come ti comportate, per quello che hai detto, per tutte le schifezze che hai fatto. E te sta voluto non spunnare il porto, ti sta voluto spunnarti a capo. E che quello mi parla? Ho recuperato il telefono da poco, ma perché Emanuele che ce l'ha spunnato per registrazione che stai facendo. dopo 2 secondi Lei è l'avvocato suo. mi supplicava piangendo e diceva scusami, e io sempre... Ma lo sapete quando sono questi video? Sono di pochi mesi fa, sono di prima che uscissi da casa, solamente perché io ho saputo che lei stava con quello. A me il problema è che quello che dico io non date, perché io non ho mai fatto vedere, non ho mai detto niente, perché io sono la stronza. Ma tu devi mettere scuola, tu in televisione, ma quale televisione stai? Tu non sai neanche come è fatta la televisione, tu solo facendo questo stai, può pigliare di follower, ma tua televisione non sai neanche come è fatta. Va, prima tu cosa. Le mani a mamma e la insulti quando la vedi e io queste cose non le voglio più vedere. Ragazzi, se non si sente bene... Allora vi faccio parlare che lei è stata da Chloe, che lei è stata costretta a dire queste cose. Vi faccio sentire Chloe e vi faccio vedere gli audio che è stata costretta, che aveva nel telefono vicino. A chi la voglio raccontare? Io... Dai, continua, guardate che figure merda che stai facendo. Le palle di uscire fuori alla gente che fa finta di fare il perbenista lì sopra. Il perbenista.